la declinazione del disagio giovanile, come vedrete durante l'incontro, ha delle sfaccettature veramente ampie e ovviamente a fronte di questo tema ci vuole una consapevolezza collettiva e soprattutto un saper riconoscere determinate situazioni e sapere anche a chi rivolgersi quando certe situazioni emergono. La cosa peggiore è cercare di mantenere in silenzio o in qualche maniera distogliere lo sguardo da segnali importanti che spesso durante il giorno vediamo. Il fatto che qua accanto a me ci siano rappresentanti appunto di diversi istituti, diversi enti, testimonia quanto questo argomento sia sentito e quanto l'attenzione ci sia e il fatto che la sala sia piena mi sembra di percepire che il tema non è soltanto un qualche cosa che riguarda gli addetti ai lavori, ma a tutta la comunità. Quindi io mi avvio a concludere questo breve saluto, ringraziando ancora tutti i presenti, ringrazio anche il comandante dei Carabinieri, perché l'arma non è soltanto un controllore, è un custode, della nostra comunità, così come le forze dell'ordine, che dobbiamo assolutamente vedere e interpretare come dei soggetti non che devono punire, ma che supportano quello che... Perché c'è il resveratrolo. Il resveratrolo è una sostanza straordinaria, anticancro, anti-invecchiamento, ci fa diventare tutti arzilli, eccetera, eccetera. Tanto è vero che la Patrizia tutte le settimane mi compra more mirtilli, perché nelle more dei mirtilli c'è tanto resveratrolo. Ma in questo articolo scientifico non si parla nella favola, naturalmente, di Cenerentola, il topo è diventato uomo, il resveratrolo vino rosso. Peccato che nel vino rosso c'è poco resveratrolo, ma ce n'è tanto poco che per avere una quantità di resveratrolo utile per la nostra salute dovremmo bere 264 litri al giorno. Allora i ragazzi cominciano a dire, effettivamente se beviamo il vino lo beviamo perché ci piace, ma non stiamo a dire che fa bene. Questo è già un passo avanti molto importante dal punto di vista della comunicazione. Invece sappiamo che il vino fa venire il fegato grasso che noi non lo sappiamo, perché quando noi facciamo l'ecografia, il grasso lo vediamo quando il 30% del fegato è occupato da grasso. Quello che c'è non lo vediamo al di sotto del 30%, ma lui lavora tutto il giorno liberando citochine e poi le conclusioni sono queste. E quindi non è vero che fa bene l'apparato. Grazie. Io in realtà nel mio percorso di studi nasco docente, perché la mia prima laurea è quella in lingue. Io sono una docente di una scuola secondaria di secondo grado di Rapallo
faccio questo lavoro da 35 anni, quindi è tanta roba, come si suol dire.